Ormai la situazione è diventata insostenibile. Ogni sabato sera dalle 9 alle 2 alle 3 di mattina un via vai continuo di ragazzi che compiono atti vandalici, rompono bottiglie, fumano marijuana, fanno i loro bisogni. Ma la situazione è diventata veramente insostenibile, non ce la facciamo più. La polizia non interviene, i vigili mai visti, che qualcuno ci dia una mano e ci aiuti. Sono da 11 anni a Venezia e insieme abbiamo combattuto, stiamo combattendo con tutto quello che vediamo in giro, combattiamo con la sporcizia e con altri, diciamo, casi spiacenti. Noi siamo qui per far sì che la collettività si riprenda i luoghi caratteristici nei quali vive. Se il comune non si muove, ci pensano i cittadini a ripulire il degrado e la sporcizia che giorno dopo giorno si accumulano in Campo Santa Margherita. Tutta la zona di Campo Santa Margherita, da San Pantalon, Campo San Barnaba, Calle Lunga San Barnaba, Calle de Rolin, Calle dello Zucchero, Avogaria, Corte Zappa è diventata meta di questi vandali che si sentono liberi di fare quello che vogliono. Che qua il sabato sera abbiamo un disastro in tutti i sensi, di tutti i sensi. Abbiamo perfino visto un film porno, quindi... I residenti sono davvero stanchi di questa situazione e preoccupati per la sempre maggior mancanza di sicurezza in zona. Abbiamo una società partecipata che da contratto di servizio prende un bel po' di milioni all'anno e purtroppo dei servizi che prima venivano erogati ora non sono più effettuati. Pensiamo ad esempio agli scalini delle rive d'acqua che sono assolutamente così non utilizzabili per ovviamente lo sporco che si viene a formare. Il messaggio è molto chiaro, il messaggio è alla cittadinanza di riprendersi i luoghi con l'unione della collettività. Non c'è più qui il tempo delle scelte politiche, c'è il popolo che deve ritornare al di fuori delle fazioni partitiche a riprendersi i luoghi caratteristici del centro storico, delle isole, dei sestieri e dei quartieri.